Sono un bel materiale le ambivalenze per un attore, per gli interpreti, perché permettono di non recitare una cosa soltanto, ma la complessità dell'animo umano. Per me le parole sono tutto, quindi anche lo spettacolo è perché il teatro poi questo teatro era scritto per questo, perché le parole evocassero i mondi, evocassero i personaggi, cioè non avevano niente di scena, lo facevano in pieno giorno, su un palco all'aperto, quindi tutto era soltanto immaginato. In quest'opera, che poi, se non ricordo male, è proprio vicina all'Amleto, quindi sono gli anni in cui lui ha dato, secondo me, prova di maggiore maturità e di complessità, è riuscito in tutti i personaggi a farti vedere le loro istanze, quello che portano avanti e anche quello che li spaventa e li muove.